In piazza Ferretto per distribuire a chi ne ha bisogno il cibo donato da molte aziende veneziane. Una mensa solidale, quella aperta dai volontari dell'Associazione Arte e Cultura Veneta, in collaborazione con la parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. Copiando la bella abitudine dei napoletani, io lascio e tu prendi. Praticamente delle aziende del nostro territorio di alimentari ci hanno donato parecchie cose, diciamo biscotti piuttosto che pasta, sughi, olio e quant'altro. Praticamente noi le doniamo a chi veramente ha bisogno, alle famiglie, agli anziani e a chi ha bisogno. I volontari saranno in piazza 2 mattine a settimana, il mercoledì e il venerdì, in concomitanza con i giorni di mercato. Il compito nostro è quello di far felici e di aiutare le persone che hanno questo tipo di problema. Se uno non ha un piatto di pasta da mettere in tavola, noi abbiamo tutto, abbiamo la pasta, il sugo, abbiamo comprato zucchero, latte, abbiamo di tutto e quando loro hanno bisogno, l'unica cosa vogliamo che vengano a cuore aperto e senza paura. Con noi deve venire a cuore aperto come noi lo accogliamo a cuore aperto.